Questo è Città e Turismi, un podcast di Frecce, curato da Sabina Lenoci. I turismi presenti sul territorio veneziano. Venezia è luogo di attrazione per i noti motivi, città unica per storia, cultura e bellezza. Città da sempre meta di turismo, ma è anche una sede di musei, di esposizioni e manifestazioni che occupano in forma stabile o saltuaria o periodica grandi parti di città. Attualmente la città perde residenti, mentre aumentano le presenze turistiche. Tuttavia, bisogna aggiungere che oltre ai residenti a Venezia vi sono numerosi abitanti non residenti ma stabili. Gente che qui studia e lavora per lunghi periodi, talvolta anche lavora per tutta la vita. Qui a Venezia è difficile trovare casa in affitto e a prezzi abbordabili, persino per le classi medie e anche medio-alte. Il patrimonio abitativo disponibile è sempre di più destinato a vario titolo al mercato del turismo. Anche per questo la gente lascia la città. È vero anche che ci sono molte case non abitate, appartenenti ad enti pubblici come l'Ater, che non attiva da molto tempo azioni di manutenzione degli edifici per assegnarli ai cittadini aventi diritto, ed altre istituzioni private che posseggono grandi patrimoni abitativi che nel corso del tempo, anche recentemente, hanno venduto e stanno vendendo a privati che realizzano alberghi e resort. Inoltre, da molto tempo, l'amministrazione comunale di Venezia non promuove nessuna politica abitativa e di nuovi servizi ai residenti per trattenerli a vario titolo nella città. A Venezia il numero delle presenze turistiche è in crescita. Ma non tutte le forme di turismo della città e del suo territorio più vasto, che include la terraferma ed il sistema lagunare, sono in crescita. Piuttosto alcune forme di turismo sono in perdita. Provo sinteticamente ad elencare i turismi presenti nella città. Attualmente nel veneziano, analogamente ad altri contesti italiani a forte attrazione turistica, vi sono alberghi di lusso, alberghi medi, ostelli, B&B e affittanze turistiche, oltre alle seconde case. Gli alberghi di lusso sono presenti nel centro storico di Venezia e in alcune isole. Gli alberghi medi sono prevalentemente presenti nel centro storico di Venezia e al Lido. Gli ostelli sono prevalentemente presenti nella terraferma, a Mestre e Marghera, nell'isola della Giudecca. I B&B sono dappertutto, ma hanno ceduto il passo alle affittanze turistiche, presenti diffusamente sia nel centro storico che nell'entroterra. Le seconde case di turisti più abbienti o le multiproprietà si trovano prevalentemente nel centro storico, la Giudecca ed il Lido. Le seconde case dei ricchi sono date da piani di palazzo sul Canal Grande, sul canale della Giudecca, ma anche interi palazzi a Cannareggio ed in generale nel centro storico. La diffusione di strutture variegatamente ricettive nell'intero territorio ha solo prodotto l'aumento esponenziale delle possibilità di alloggiamento dei turisti, senza produrre l'effetto desiderato in alcuni momenti e anche programmato da alcune amministrazioni di diluire il turismo che nel passato era diretto esclusivamente alla città di Venezia. Non sono stati perseguiti quegli obiettivi che, alla necessità di decongestionare il turismo diretto alla sola Venezia, perseguiva l'idea di riabitare alcuni luoghi abbandonati delle aree marginali della stessa Venezia, delle sue isole, soprattutto di Mestre e Marghera. Forse perché non è stata perseguita una vera strategia di azioni complessive come migliorare il trasporto pubblico, che rende ad esempio le isole ancora difficili da raggiungere, e di un progetto di valorizzazione
delle specificità del territorio che fosse in grado, se non di competere con Venezia, di completare la proposta turistica che offre Venezia, in termini ovviamente di cultura e sostenibilità. E soprattutto è mancata la volontà pubblica di sostenere e di incentivare quegli operatori locali che pure hanno avviato altre forme di fruizione turistica del territorio legata alla valorizzazione delle isole, dell'ambiente naturalistico, dell'artigianato locale. Al contrario, alcune scelte localizzative delle nuove attività ricettive, come quella della realizzazione di alberghi e ostelli a ridosso della stazione di Mestre e Marghera, l'abuso perpetrato sui fragili edifici antichi di Venezia e delle isole adattate ad alloggi turistici senza un efficace controllo sulla sicurezza, senza preoccuparsi di individuare soluzioni che potessero garantire la compresenza tra residenti e turisti negli stessi luoghi, persino negli stessi condomini. Complessivamente, l'assenza di strategie integrative delle pratiche turistiche nel territorio con quelle esistenti a beneficio di tutti. Questa deregulation del processo ha prodotto il mostro che conosciamo, un mostro dalle tante teste, sotto forma di differenti turismi, quasi tutti accomunati da un unico scopo, l'arricchimento, attraverso l'occupazione di edifici pubblici e privati, spazi comuni, infrastrutture pubbliche in uso alla comunità locale, una politica dello sfruttamento delle risorse collettive che ha portato al collasso odierno, dove regna il conflitto e l'angoscia per il futuro.